E concludiamo con una bellissima notizia di sport. Lorenzo Rossini, 9 anni della Libertas Latisana, tesserato con questa società, ma residente a Villanova di Fossalta di Portogruaro, ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati italiani categoria giovanissimi di tennis tavolo che si sono svolti a Terni. Un elogio particolare anche all'allenatore Mauro Bianchin di Latisana. C'è dunque un Veneto orientale che almeno negli altri sport continua a vincere e a regalare grandissime e meritate soddisfazioni. Per non parlare poi delle ragazze portoghesi che militano nelle squadre di pallavolo di Chionsa e Fiume Veneto. Ieri tra l'altro medaglia d'argento nell'Under 16 alla finale scudetto per l'Itar Steel, mentre la squadra di B2 di Chionsa ha vinto gara 1 di finale dei playoff di B2 femminile. C'è molto portoghese anche lì. Questi sono gli atleti da premiare, non chi ci fa retrocedere. Grazie a tutti, questo è tutto per il momento. Vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Chiudiamo con una notizia che non riguarda il Veneto, ci è appena arrivata. Il Pordenone Calcio e il giocatore Massimiliano Sessolo comunicano di aver deciso consensualmente di non rinnovare il rapporto di collaborazione per la stagione sportiva 2013-2014. La società tiene a ringraziare il capitano per la dedizione, la professionalità, le qualità calcistiche messe a disposizione della squadra nella sua lunga militanza neroverde, augurandogli allo stesso tempo le migliori soddisfazioni future.